Quella che può capire chi ti va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Papà l'americano. Sono in compagnia tramite Skype di Francesca ed Alessandra, che si sono trasferiti in Inghilterra da quasi 3 mesi. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao a tutti! Come va? Molto bene, devo dire. Come mai vi siete trasferiti proprio in Inghilterra? Avevamo delle esperienze di amici che sono stati là per 2 anni. Voi cosa facevate qui a Palermo, oppure quali sono le vostre aspirazioni? Allora, io vengo da un'esperienza di 8-9 anni come tecnico del suono, ho fatto anche diversi corsi, ho lavorato come freelance, quindi registrando gruppi o producendo musica, insomma tutto quello che concerne il mondo di produzione musicale. E la nostra amica Alessandra qua ha fatto lo stesso tipo di percorso, però per quanto riguarda la fotografia e il videomaking. Noi dobbiamo aiutare chi ci segue, per chi ha la vostra stessa idea, per esempio di voler andare in Inghilterra. Ecco, qual è la trafila che avete dovuto seguire per trasferirvi? Come prima cosa, secondo me ogni persona deve decidere se vuole andare direttamente in Inghilterra e riscontrarsi con una realtà molto vasta come quelle delle grandi città come Londra, Manchester o Liverpool, oppure vuole rimanere un attimino nei sobborghi di queste grandi città e magari scegliere anziché una city, una town, come quella dove stiamo noi adesso, che è Reading, a 40 miglia da Londra. Quindi tanto per iniziare, destinazione. Altra cosa molto utile, cercare su Facebook i gruppi di italiani residenti in quella città. Sì. Ad esempio noi siamo iscritti al gruppo Italiani a Reading, dove siamo tutti noi italiani, e già dall'Italia abbiamo iniziato a raccogliere informazioni sulla città, sui posti e sulle possibili occupazioni che potevamo trovare. Altra cosa, un corso di inglese, la lingua. La lingua? Allora, la lingua, dico subito una cosa, chiariamo una volta per tutte: l'inglese scolastico non serve a niente. Dovete, ovviamente, chi vuole andare in Inghilterra credo che un minimo sia appassionato a queste cose, assolutamente vedere tantissima televisione, serie TV. Consigliamo ovviamente di fare il passaporto. È una spesa, capisco che è una spesa, però prima cosa agli aeroporti si evitano trafile lunghissime per controlli, ufficio anti-immigrazione. Comunque è fondamentale per il lavoro, o meglio, il 90% lo fa molto possedere un passaporto, perché comunque lo step successivo, arrivati in Inghilterra, a parte trovare un appartamento, una stanza da condividere con altre persone, che si trova facilmente su questi gruppi anche di italiani, perché molti italiani sono venuti qua 30 anni, 40 anni fa, hanno fatto fortuna e adesso hanno 2 o 3 case che affittano ad altri italiani. Quindi con un centinaio di sterline al mese si trova una casa con altri coinquilini, anche con buone possibilità anche di trovare altri italiani. Altra cosa, subito, il giorno dopo dell'arrivo, bisogna chiamare il job center, basta cercare su internet. Il nostro ufficio di collocamento, diciamo quello che da noi si chiama ufficio di collocamento, e richiedere un documento che si chiama National Insurance Number, cioè sarebbe tra virgolette un numero tradotto letteralmente, di assicurazione nazionale, una sorta di codice fiscale che identifica, diciamo, la presenza di quella persona, ovviamente con la presenza anche del documento, quindi in questo caso il passaporto sarebbe il documento migliore, e identifica appunto la presenza nel territorio inglese di questa persona e la sua eligibilità a poter lavorare, a poter vivere, a poter produrre un reddito, ovviamente a pagare le tasse per quello che è il suo stipendio, per quello che produce. È obbligatorio? In realtà no, però per il 99% dei lavori lo chiedono praticamente tutti, sì. Altra cosa fondamentale è il conto in banca, perché i conti in banca inglesi sono differenti. Sì. Il conto in banca si apre con 2 prove di indirizzo.
Cosa sono Ah. queste prove di indirizzo? Loro considerano il foglio dove vi spunterà il vostro NIN, perché il NIN, questo numero arriva a casa, Proprio lo richiedete. quindi nel vi arriverà la giornale. busta indirizzata a casa vostra, nella casa condivisa dove state, e quindi già quella è una prova. Altra prova di indirizzo è considerata anche il contratto della casa. Superato questi step, cosa bisogna fare per cercare un lavoro? Il più facile che si può fare anche dall'Italia è un numero di telefono inglese, ad esempio. Basta andare sul sito GiveGap e il numero, la scheda, la SIM arriva direttamente a casa vostra anche in Italia in 3 giorni. Come stilare un curriculum per farsi accettare? Semplicissimo. Dimenticate il curriculum europeo, Europass che si fa, che diamo ovunque in Italia. Non vogliono. Dimenticate di mettere la vostra data di nascita e la vostra foto, perché qua siamo tutti uguali, quindi non vengo scelto, chiamata per un lavoro per il mio aspetto fisico, per la mia età. Titolo di studio, ma diciamo la cosa fondamentale che fece loro è la vostra esperienza. Ora, su È questo più importante scrivere, diciamo, delle proprie esperienze, ma anche esperienze di vita e non solo esperienze lavorative. In 2 settimane, mandando curriculum a tempesta, andando su siti tipo Indeed, che è un sito famosissimo che c'è in un sacco di nazioni, non solo in Inghilterra. Attualmente che lavoro fate? Allora, io lavoro per, diciamo, una nota azienda svedese che si occupa di arredamenti e accessori per la casa. E attualmente, diciamo, e hanno anche un ristorante. Mi hanno fatto cominciare col ristorante e continuamente mi faranno girare un po' in tutti i reparti per avere una conoscenza, diciamo, esaustiva di tutto quello che fanno in questo store. Invece Alessandro... Io lavoro in un bistrò, in un Italian Street Food, una catena come tante ce ne stanno qua in Inghilterra per fare, diciamo, dei pranzi molto veloci, solo che questa è la versione italiana della più famosa catena, diciamo, di pranzi che ci sta inglese, e sto lavorando da quasi 3 mesi. Ho trovato il lavoro prima di Francesco, dopo appena 8 giorni che ero in Inghilterra. Noi siamo partiti ovviamente con degli obiettivi, come tutti credo, ma il primo obiettivo innanzitutto è quello di essere indipendenti. Qua si cammina molto nella nostra città, per esempio con i mezzi pubblici, col bus, ci sono gli abbonamenti, i bus ovviamente... Quanto costa un abbonamento? Costa 57 stelline, però... Al mese? Sì. Sì, e poi si possono prendere tutti gli autobus che vanno in tutta la città. Quanto avete speso da quando siete partiti ad adesso? Per iniziare, se non avessimo voluto prendere una casa per i fatti nostri, ci volevano più o meno 1.500-2.000 euro. Per prendere una casa nostra sono serviti un 3.000-3.500. Quindi una base di 3.000-3.500 euro, diciamo, per iniziare. Ringraziamo allora Francesca ed Alessandra per averci dato queste dritte e vi auguriamo buon viaggio a chi ci segue. Ciao ragazzi, a presto. Ciao, grazie, a presto. Ciao.